Scarti della lavorazione tessile da Prato stoccati in capannoni in disuso anche in Veneto ed in particolare nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. A far emergere l'illecito traffico la DDA di Firenze che ha chiuso il fascicolo delle indagini preliminari condotte dai carabinieri del NOE. 19 le persone e 6 le aziende anche venete accusate a vario titolo di reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al compimento di un traffico organizzato di rifiuti alla truffa alla gestione illecita dei rifiuti stessi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i rifiuti, anziché essere trattati e smaltiti, venivano appunto accumulati in capannoni non più in uso e posti in zone isolate. In soli 3 mesi sarebbero state gestite in questo modo almeno 1000 tonnellate di scarti tessili stipati in sacchetti neri, con un guadagno che si aggirerebbe sui 250.000 euro. Un'indagine che prende avvio nel 2019 da un controllo di una ditta di gestione dei rifiuti pratese che, grazie a prezzi stracciati, si era imposta sul mercato, ma priva di ogni necessaria autorizzazione.